Eccoci nuovamente a noi. Adesso vi voglio parlare dell'apostrofo, questo sconosciuto. L'apostrofo si mette in tre situazioni. Potremmo dire che esistono tre tipi di apostrofo. Vediamoli insieme. Il primo è l'elisione, quello che tutti conosciamo, quello più usato anche in italiano, e si mette alla fine di parole in cui perdono la vocale e si attaccano all'altra parola successiva. Per cui invece di dire la ombra, l'ombra togliamo la A, mettiamo l'apostrofo e l'attacchiamo, per cui non la lasciamo separata. Vedete, questa è una cosa molto importante da sapere, non la lasciamo separata con l'elisione. La parola elisione significa annullamento, abbiamo annullato una vocale finale o una particella finale e l'abbiamo attaccata all'altra. Poi che avviene? Abbiamo un altro che si chiama apocope. La parola apocope significa troncamento, per cui abbiamo troncato una parola tipo mamma o ema. Quando chiamiamo le persone noi tronchiamo la parte finale di una parola e in quel caso noi togliamo mma pa e ci mettiamo un apostrofo e poi non attacchiamo questa parola qua nuova alla successiva. Questa è una parola che sta a sé e questo apostrofo serve a far capire che là manca un pezzo. Poi abbiamo un'altra che si chiama aferesi ed è la stessa cosa ma quando accade prima. Quando per esempio togliamo una vocale, una consonante, un pezzetto prima. In questo caso la mamma è diventato a mamma perché abbiamo tolto la L e abbiamo messo l'apostrofo, che ovviamente ci vuole, e non va attaccato alla parola che viene precedente, quindi rimane separata, è una parola a sé. Perfetto, noi adesso vediamo un po' nei vari casi in cui, poiché in napoletano, come abbiamo detto, quando parliamo facciamo una marea di troncamento, una marea di apocope, una marea di aferesi, di elisioni, facciamo un casino, tagliamo, contraiamo tutto. Quindi quando poi ci tocca scrivere sta roba, ci ritroviamo con tanti apostrofi da dover mettere, però in effetti, come già dicevo in un altro video, mettere tutti questi apostrofi poi renderebbe il napoletano più simile alla scrittura degli antichi babilonesi che quella dell'italiano che siamo invece abituati a leggere e a scrivere. Quindi se possiamo evitiamo di mettere tanti di questi apostrofi. Quando possiamo evitare? Quando si tratta di parole che comunque si capirebbero bene anche senza, non è una mia idea, è un'idea diciamo, che hanno supportato diversi studiosi, anche i grandi poeti napoletani dell'epoca d'oro della canzone napoletana, se poteva evitare. Uno dei massimi battibecchi, se vogliamo, è sulle famosi articoli un e una, na e nu. Molti mettono l'apostrofo e molti non mettono l'apostrofo. Ricordo il una e uno. Però in effetti, poi pensandoci bene, queste due parole, na e nu, vengono dal latino unum e unam. Per cui se volessimo essere corretti, visto che togliamo la vocale prima e la consonante dopo, dovremmo poi mettere due apostrofi, uno davanti e uno dietro, ma la stessa lingua italiana, una, noi non mettiamo una e apostrofa, ricordi la M in latino, non lo facciamo, perché dovremmo farlo in napoletano, visto che in napoletano non ci dobbiamo mettere tanti apostrofi, perché bisogna metterli, quelli che non servono, evitiamoli, perché si capisce lo stesso quando scrive nu signore, oppure scrive nu signore con l'apostrofo, abbiamo capito tutti, per cui quando si capisce ben chiaro, non crea confusione, evitiamo. Ok, questo è uno. Adesso vediamo i diversi casi in cui accade. Accade quando, come dicevo prima, in un altro video, quando ci troviamo con la particella, con la preposizione in corpo, in canna, va inglobato, a volte diventa M, a volte rimane in, per esempio in corpo, noi scriviamo in corpo e diventa un corpo. Qualcuno invece ci mette anche
l'apostrofo, eccolo qua. Ok, in corpo, chi ci mette l'apostrofo si va sempre attaccata, diventa un tutt'uno, quando c'è la preposizione in, la I cade, la buttiamo via, e c'è chi scrive l'apostrofo e chi non ci mette niente. Quell'apostrofo non serve a niente, anzi capisce che è in corpo, ok? Per cui si può benissimo evitare, molti studiosi l'hanno evitato, alcuni, tanti, diciamo, quasi divide quasi al 50% chi la mette e chi non la mette. Per cui in questo caso la stessa cosa quando poi diventa M, come dicevo, in braccio, diventa in braccio, diventa mbraccio. E c'è chi mette la M in braccio, mbraccio, chi mette l'apostrofe e chi non lo mette. Evitiamo, per evitare tutte queste mazzarelle, queste asticelle che ci hanno insegnato a fare all'asilo. Poi ci sta davanti agli aggettivi dimostrativi, questo, questa e queste. Stu, sta femmina, stu signore, anche in italiano, sto scemo, noi non scriveremmo apostrofo sto scemo. Noi non scriveremmo così in italiano, diciamo semplicemente sto scemo senza apostrofo, perché in napoletano bisognerebbe, perché dicono questo viene da questo, tu togli que, devi mettere l'apostrofo, sinceramente non serve, non si fa in italiano, che lo mettiamo a fare in italiano, in napoletano non crea problemi. Mentre invece va riportato sempre quando si tratta degli articoli, per cui o signore, a signore e signore, va riportato con le particelle pronominali, lo voglio, cioè voglio quella cosa, lo voglio, la voglio, o voglia, a voglia, qui va l'apostrofo prima, e quando facciamo i modi imperativi, va, si scriverà va, così come in italiano, fai questo, fa, va, fa, così come in italiano. Così come in italiano, in linea di massima rimangono le stesse regoline. Quindi, come abbiamo visto, esistono tre tipi di apostrofi. Questo va sempre legato, questi altri due non vanno mai legati. L'apocope è per quando significa troncamento, quando appunto una parola diventa più piccola, e invece la feresi, che adesso l'abbiamo cancellato, va messa quando si toglie un pezzettino prima. Beh, mi sembra che sia tutto. Se c'è qualche cosa scrivetemi e facetemi sapere. Ciao, buona giornata.